Va ora in onda la rassegna stampa. Aspetta che mi abbraccio questo alberello di Natale di cioccolato. Oh, sta resistendo, eh? Ancora nessuno ha osato scartarlo. Bello o no? È tutto di cioccolato, fondente o al latte? Ma questo è un regalo dell'Oretta Pierotti Cei, quella della musica classica del sabato ore 13. Grazie. Oretta, dolcissima. La donna della cultura musicale. Lei fa musica classica, ma quella comprensibile a tutti. E ogni settimana ospiti incredibili, e questo alberello non lo so chi lo mangerà alla fine. Penso che oggi bisognerà pure aprirla questa scatola, non può mica restare così chiusa. Sentite, vuole uscire, l'alberello sta bussando. Va bene, dopo gli apro, d'accordo. Buongiorno, buon Natale da Sammy Varin, salve, in diretta anche quest'oggi perché noi non registriamo, lo diciamo, Francesco, a differenza di altre radio che registrano, che fanno finta di essere in diretta, noi siamo qua, potete toccarci. Ma se oggi è il 12 dicembre. Ecco, sempre a raccontare le storie, non è vero, sono le 7:32, però anche l'orario, ormai siamo così perfetti che si può imbrogliare anche su quello. C'è poco traffico a Milano, è normale, la vigilia di Natale. Non sta piovendo, però piovigina, è vero comunque, ma si aprirà il tempo. A Cuneo c'è un fracco di neve. Come cacchio faccio a farvi capire che siamo in diretta? Ah, certo, facendovi vedere il nostro sito internet radiolibertà.net con le ultime notizie commentate molto spesso anche da voi, perché le nostre chiacchierate si avvalgono del vostro giudizio al 340 6709 659. Chiaramente io sono qua per chiedere soldi e quindi guarda qua, clicco sulla tendina dona ora e ricordo a tutti voi che se volete fare un'opera buona per la radio che magari ascoltate da decenni, perché noi ci siamo chiamati Radio RPL, ma siamo la storica Radio Padania Libera, capito? Avete capito tutto. Ora Radio Libertà, se decidete di aiutarci è facile, dona ora con una carta di credito quello che potete, anche quei famosi 5 euro a cui io voglio molto bene perché so che lo fate in 100, in 200, in 500, in 1000 ascoltatori e diventano una cifra con la quale ci possiamo comprare un computer nuovo o comunque pensare ad esempio di ritornare in nazionale con il televisore. Vi ricordate? Fino a luglio eravamo sul canale 252, per purtroppo motivazioni economiche non ci possiamo più essere, ma siamo in DAB, ricordiamolo, Radiolina DAB in tutta Italia. E qui casca l'asino, perché molti di voi non lo sanno, siete in giro in macchina e non ascoltate Radio Libertà perché non sapete come trovarci. Basta schiacciare DAB sul cruscotto della vostra autoradio e cercare, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà. Nel frattempo ve ne saltano fuori tante altre interessanti di radio, c'è quella che fa tutta musica anni 70-80, quella che fa jazz, quella che fa classica, robe che in FM non ci sono, ma ci siamo noi in tutta Italia, anche sulle piste da sci. Ascoltate Radio Libertà. Grazie naturalmente a tutti coloro che in questo periodo ci hanno segnalato attraverso WhatsApp anche il conto corrente postale 37671294, anche questo storico conto corrente postale di Radio Padania Libera, e mi hanno segnalato i 5 euro, i 10 euro, i 50 euro o addirittura come Marinella, noi ti amiamo, 500 euro. Una tantum, quella volta all'anno, e io ringrazio davvero chi ha la possibilità di farlo e che sostiene, e mi viene voglia anche da dire mantiene la nostra radio, la mantiene accesa, perché le spese sono tantissime, noi consumiamo poco, la cosa che consumiamo di più forse sono i panettoni, quando ce li portate li facciamo fuori. Ne abbiamo aperto uno ieri
se n'è andato ma forse un'ora è tanto, ma gnam, era buonissimo. Grazie a coloro che ci pensano, ma anche a quelli che non ci pensano, ma magari in questo momento hanno scelto di ascoltare la nostra radio, soprattutto nella pausa di Natale. Vi terremo compagnia in questi giorni. Io sarò in diretta anche a Santo Stefano, sappiatelo, e sarò proprio in diretta. Cosa dirò non lo so, perché non ci sono i giornali, lo so benissimo cosa dirò e cosa direte voi, perché quel giorno, dopodomani, apriremo le linee telefoniche, sentiremo i vostri giudizi su questo Natale. A proposito, cosa fate questa notte? Ci sono quelli che fanno il veglione questa sera, quelli che lo fanno domani, lo vedremo anche. C'è qualcosina sui quotidiani, ma poco, devo dire. Non si parla più neanche di questa tradizione, sembra incredibile. Come siamo conciati. Intanto però no, tuffiamoci subito sulle ultime notizie. Non sono successi guai nella notte, e questo è già un successo. Tutti i siti internet riprendono le versioni cartacee dei quotidiani, ad esempio il Corriere parla naturalmente della legge di bilancio approvata dal Senato, ma anche della famiglia nel bosco. Escono altri particolari, altre motivazioni per cui i giudici non la fanno riunire neppure per Natale, ovvero sì, si riuniscono, ma nel centro, certo, apposito. Sì, si parla anche di Achille Lauro oggi sul Corriere, e a me è sempre stato antipatico. Cosa devo fare? A pelle il fatto che facesse cose brutte prima, però si è redento, è diventato bravo, e quindi è giusto anche riprenderlo. E cosa devo fare? Non mi piace! Oh! Posso dire una cosa? Repubblica, come apre Repubblica? Come apre? Ormai tu vai su un sito e ti appaiono solo pubblicità, non vedi più neanche le notizie. Si apre con anche qui la manovra, chiaramente adesso vi leggerò qualcosina, ma non vi rompo le balle su questo argomento, anche perché ormai è fatta, deve ripassare alla Camera, faranno cucù e per fortuna avremo finito con sta menata. Prove di disgelo tra i ministri, Giorgetti e Salvini. Giorgetti che quest'anno porterà il carbone a Salvini, anche se siamo nell'era green, gli porta il carbone. Ma che cosa ce ne frega? Sono cacchiate, ragazzi. Avremo Morelli, questa mattina alle 9 arriva il sottosegretario Morelli. E gli chiederò, visto che anche lui, insomma, non è proprio un politico di primo pelo, noi giornalisti siamo qui da parecchi decenni, anche lui in Parlamento da un bel po' di tempo, gli chiederemo: ma è normale quello che è successo per la finanziaria, per questa manovra? E la risposta ve la dirò naturalmente già io adesso, è sì. Assolutamente sì. È chiaro che l'opposizione deve fare un po' di casino, non può dire che va tutto bene. I sindacati non possono mica dire bravi, avete aumentato le pensioni. Non si possono dire queste cose, no? Torneremo sull'argomento. Intanto io mi tuffo sui quotidiani, quelli veri, cartacei, e l'invito del Sammy Varin: se avete tempo tra una tavolata e l'altra, ma compratevelo un quotidiano in questi giorni. Ora delle 9:30 scopriremo qual è quello forse che conviene di più essere acquistato. Compratevi un giornale, tra una mangiata e l'altra, e tornate a leggere un quotidiano. Almeno uno alla settimana, secondo me vale la pena di comprarlo, anche perché gli articoli sono così tanti e che veramente, se lo leggete tutto, uno alla settimana siete sicuri di farlo fuori. Non vi ho ricordato il nostro numero di WhatsApp, ve lo ricordo: 340 6709 659, perché da questo momento tutti i vostri WhatsApp hanno un motivo in più per essere inviati, perché io ve li leggo. Sì, praticamente ogni mezz'ora io leggo i WhatsApp che mi inviate al 340 6709 659. Solo WhatsApp, non SMS, se no Ranucci ce li pubblica dopo nella sua trasmissione. E certamente, a parte gli auguri di buon Natale, buone feste, buon anno nuovo che io vi faccio e che sono sicuro ci farete anche voi, ragazzi,
io sono ancora qua a inviarvi i nostri auguri, quindi se volete ricevere gli auguri di Radio Libertà in video, con un video anche cantato, con gli ospiti che sono arrivati negli studi di Radio Libertà in questi ultimi mesi nelle mie trasmissioni, scrivete anche la parolina magica video nel vostro messaggio al 340 6709 659. E oggi non posso più fare il giochino che ho fatto ieri, lo invio a tutti quelli che mi scrivono, perché mi avete già scritto ieri. Se mi scrivete pure oggi, io poi non sto lì a controllare, vi invio di nuovo il video e non vi voglio riempire la memoria. Quindi se desiderate, non avete ancora ricevuto il video con gli auguri di Radio Libertà, specificate nel vostro messaggino video. E intanto, eccolo qua su Repubblica. Oggi comincio da Repubblica, guarda, sono di buon umore. Guardalo qua, Altan, la vignetta di Altan con un Babbo Natale, secondo me è Salvini. Secondo voi chi è? Chi ci guarda in radiovisione, su Facebook, su YouTube, ma anche sull'applicazione di Radio Libertà o sul sito radiolibertà.net, chi è questo qua? È Matteo Salvini vestito da Babbo Natale che dice Buon Natale, capito? Come per dire, bisogna dire Buon Natale, siete obbligati a dire Buon Natale e a fare gli auguri di Buon Natale. A me sembra un cinese. Hai ragione anche tu. E che cazzo c'entra cinese però? Perché in Cina festeggiano Natale, oppure perché i cinesi non stiamo comprando tutte cose cinesi ormai e siamo obbligati a comprare roba cinese, quindi non lo so, ma hai ragione Francesco, probabilmente la mia deviazione anche professionale dopo tanti decenni di Lega mi obbligano a vedere Matteo Salvini, ma anche te guardandoti bene assomigli un po' a Matteo Salvini. Buon Natale, capito? Questa è la vignetta di Altan. Dovete ridere. Sul quotidiano Repubblica, che comunque come titolo principale mette la manovra al Senato, un sì tra le proteste, approvata legge di bilancio, misure per 22 miliardi, ora alla Camera, l'opposizione, voltafaccia Meloni, la Premier che dice il 2026 sarà duro, ma ci mancherebbe Meloni. Adesso non la dico la battuta che viene a tutti voi, non la dico, ma noi ci siamo abituati tranquillamente alle cose dure, la nostra dura vita quotidiana ci obbliga a avere una bella scorza, anche politica sicuramente, ma dentro siamo ancora umani, come potrebbe dire Renzi. Siamo tornati a essere umani. Via libera con la fiducia del Senato alla manovra che approda alla Camera, misure per 22 miliardi dopo le ultime modifiche. Il ministro dell'economia Giorgetti, abbiamo fatto cose che sembravano impossibili. Basta questo e siamo a posto. Non potrei finire qui la rassegna stampa, la proseguo proprio perché è la vigilia di Natale, signori. Non vi romperò le balle su Trump che volò 8 volte sul Lolita Express di Epstein. Quanto vi importa di questo? Vi importa tanto? E ancora compratevi Repubblica, ragazzi, compratelo che anche oggi ne parla. Perché ho iniziato su Repubblica secondo voi? Perché vi conosco benissimo, perché so benissimo la notizia che cercate, o meglio, l'intervista che cercate. Mago Varin sa che ieri siete rimasti colpiti dall'ultima del nostro Presidente della Repubblica, che è normale che ogni fine anno regali la grazia, ma prego, a un po' di gente. Bene, lo chiamano il libico graziato, signori, quelli di Repubblica, pagina 22. Oh, fino a pagina 22 pensavo già a pagina 2, invece fino a pagina 22. Ma per favore, lo scafista che è stato graziato dal Presidente della Repubblica. Ieri era in prima pagina proprio sulla Verità. Lo chiamano il libico graziato. Lo intervistano oggi su Repubblica, solo su Repubblica. Sviene dalla gioia.
Mattarella mi ha ridato i sogni. Chissà quali sogni? Di fare un altro viaggetto avanti in Dre? Palermo, festa al Lucciardone per Alaa Farai, condannato a 30 anni per la strage di Ferragosto. Avrei voluto fare il calciatore, ora che la pena mi è stata ridotta, voglio allenare i bambini. Claudia Brunetto, intervista a pagina 22, lo scafista con 49 morti sul groppone, ma non se ne è accorto. Lui stava guidando la navicella piena di clandestini, non si è accorto che c'erano tutti quei morti. Il suo nome l'ha sentito pronunciare al telegiornale di lunedì sera, al servizio sui 5 decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non aveva prestato attenzione finché dalla TV è arrivato il suono Abdel Karim. La si è sentito chiamato, si vede, si è girato verso il suo compagno di cella e gli ha chiesto: hai sentito anche tu il mio nome? Sei un po' bergamasco, più verso le valli di Brescia. Poi il nulla. È svenuto, sono arrivati i soccorsi ed è stato trasportato in infermeria. Al suo risveglio era tutto vero. Per Alaa Farai Abdel Karim, il capo dello Stato ha voluto uno sconto di pena di 11 anni e 4 mesi su parere favorevole del ministro della giustizia Carlo Nordio. Mattarella ha tenuto conto della giovane età del condannato al momento del fatto, della circostanza che nel lungo periodo di detenzione sinora espiata ha dato ampia prova di un proficuo percorso di recupero, nonché del contesto particolarmente complesso e drammatico con cui si è verificato il reato. Sì, mi fermo assolutamente sì, anche perché non è una vera e propria intervista, sono poche parole, eccetera. Sappiate, insomma, che adesso il primo permesso premio potrebbe arrivare già a gennaio. Ha tantissimi sogni, dice la sua avvocata, appena saputo della possibilità della semilibertà ha ricominciato a metterli in moto, vorrebbe riprendere il calcio, ma sì, facciamolo assumere in una delle nostre squadre, tanto siamo pieni di immigrati. Vorrebbe riprendere il calcio, ovviamente non più come giocatore ma come allenatore. Oh, bene! E poi sta procedendo velocemente con gli esami in scienze politiche, bravo, una laurea che spera possa aiutarlo a trovare un lavoro. Beh, se entra in politica, signori, penso che ci sia qualcuno che le braccia già le sta aprendo. No, mi fermo, Farai, c'è tutta la sua storia, l'ha raccontata in un libro pubblicato lo scorso settembre dalla casa editrice Sellerio. C'era sfuggito. Perché ero ragazzo è stato definito dal giurista Gustavo Zagrebleski una testimonianza civile che vale per tutti quelli che si trovano nella sua condizione, per tutti gli scafisti. Mi fermo, chiaramente, se vi interessa oggi ne parla il quotidiano Repubblica, è l'unica che dà quasi un paginone per lo scafista graziato. Attenzione, sotto nella pagina bassa c'è quell'altro personaggio, ne sono stati graziati di più, ma quell'altro che sta riscuotendo l'attenzione dei giornalisti è Cioni, l'anziano che uccise la moglie sofferente, ora legge sul fine vita. La moglie era malata terminale, soffriva tantissimo e lui l'ha soffocata. Cioni ha lasciato la sua cella a Modena dopo 10 mesi invece che dopo 6 anni. Speravo in un gesto di clemenza ed è arrivato. Oggi l'intervista a Cioni sul quotidiano Repubblica, ma vi dico la verità anche su altri giornali. Sono su Repubblica e pericolosamente ci rimango perché c'è un paginone regalato a chi spara ai ciclisti. Vabbè, ma era una pistola a salve, ragazzi, Dio mio, il ragazzo che sparava ai ciclisti, odio come vanno per strada. E insomma, un po' tutti quanti verso i ciclisti, non è che abbiamo noi automobilisti un amore sviscerato. Diciamo che i più odiati nella classifica, anzi vi invito a farmela, 340 6709 659. Secondo me prima ancora dei ciclisti ci sono quelli in monopattino, sono quelli che forse odiamo di più. Tu dici perché sono tutti immigrati? Adesso sei il solito razzista schifoso. No, perché fanno il cacchio che vogliono e soprattutto Matteo, parlo con Salvini,
Cioè, questi il casco non lo mettono mica, con la scusa che sono immigrati, con la scusa che sono extracomunitari del Sud America, un fracco, ma anche marocchini, magrebini, all'Akbar, e il casco non lo mettono. Io la targa sul monopattino non la vedo ancora, cioè, ma non gli dice niente nessuno, mi chiedo. Fatto sta, insomma, paginone a pagina 28 di Repubblica, il ragazzo che sparava ai ciclisti, odio come vanno per strada, identificato l'automobilista di 25 anni che sabato ha fatto partire 2 colpi di pistola contro gli atleti che si allenavano e che magari stavano uno parallelo all'altro in mezzo alla strada. No, dite di no? E comunque era una pistola salve, e non ha fatto del male a nessuno, insomma, oh signor. Va bene, comunque intervistano l'atleta che si stava allenando, Mirko Bozzola. Ho abbassato la testa per istinto di sopravvivenza, sembrava la scena di un film, e io ti dico, non la metto giù male, chiaro che sono cose che non si fanno, però cosa? I giudici, perizia psichiatrica, ecco il regalo di Natale, C'è Libero che lo mette proprio in prima pagina questo, guarda che bel regalo di Natale per la famiglia del Bosco, arrivano gli psichiatri. Domani solo 2 ore insieme, naturalmente nel centro dove sono... stavo dicendo reclusi, ma no, comunque sono lì perché non possono stare nella casa del Bosco. Dalla sveglia all'alba al no ai vaccini, tutti i diktat di mamma Catherine, perché ve l'ho detto, ogni giorno saltano fuori nuove novità, e quindi il fatto che non abbiano voluto il sondino quando sono stati ricoverati per l'intossicazione, perché il sondino era di plastica, la sveglia all'alba, ma adesso verranno a intervistare anche Sammy Varin che si sveglia prima dell'alba, ancora alle 5:10 mi sono puntato la sveglia perché quel -10 mi piace particolarmente. Hanno detto no ai vaccini, ecco, gli atteggiamenti che hanno alienato ogni rapporto con magistrati e assistenti sociali, notevole rigidità legata alle scelte di vita. Oggi ne parla il quotidiano Repubblica, ma vi giuro ne parlano praticamente tutti, e invito tutti voi a parlarne anche con il sottosegretario Morelli che arriverà questa mattina alle ore 9. Pranzo o cenone? Un po' più distesi. Devo dire, Repubblica è l'unico che oggi ci distende un attimo a pagina 31 con questo argomento che ci mette un po' d'ansia, perché so che molti di voi appunto stanno ancora organizzando, stanno già preparando la tavola, se non avete gatti che fanno casino lo si può già fare questa sera, domani, ma poi c'è anche Santo Stefano con accesa Radio Libertà, perché io sarò in diretta. Pranzo o cenone? A Natale la tradizione a tavola divide l'Italia e gli italiani. C'è chi riunisce la famiglia alla vigilia, quindi questa sera, e chi nel giorno di festa. Cosa farete voi? Io personalmente vado questa sera da mio padre, domani mi vedrò con i parenti di mia moglie, parte dei parenti di mia moglie, quindi con tutti i nonni, il piano di sopra, tutti a mangiare di sopra, perché giù da noi è un casino, ragazzi, ve lo dico subito, con 3 gatti, sono loro che comandano, se li stai sulle balle non vivi facilmente. E poi ancora certamente avremo chiaramente tra un pranzo e l'altro solo tombole, solo tombole in casa Varin, ragazzi. Ah sì, c'è stato l'assalto a tutti i negozi cinesi possibili immaginabili, ma anche roba buona di qualità, Il solito rotolo di carta igienica ci vuole, impacchettato bene, fai finta che sia un premio stupendo, eccetera, no? Vabbè, la scatoletta di tonno si può... Se avete delle idee, perché mi manca ancora qualche oggettino per la tombola, 340 6709 659. Il capitone fritto, sì, alla vigilia si usa in Campania, i cappelletti o i tortellini in brodo in Emilia Romagna, gli agnolotti del Plini in Piemonte, le lasagne alla bolognese in Emilia Romagna, il cappone lesso Piemonte e Lombardia, bollito misto in Piemonte, arrosto di vitello a forno Lombardia o di maiale in Toscana, ma anche, e io li preferisco ragazzi, rispetto ai cappelletti o i tortellini che sono buonissimi, è giusto, la tradizione
televisione. A me mi sembra sempre di essere malato quando mi mettono lì i tortelli. Piacciono tantissimo ai miei figli. Cioè la minestrina. Io un tempo, quando ero piccolo, la nonna mi faceva la minestrina e dicevo: ma sono malato, nonna? Spaghetti alle vongole in Campania e Sicilia, spaghetti al tonno nel Lazio. Ecco, vorrei essere campano o siciliano solo per questa sera. Baccalà fritto, insalata di rinforzo, pasta con le sarde, calamari ripieni, frittura di paranza, e la paranza è scapece di pesce, non so cosa sia, comunque una roba che fa venire fame. L'abbacchio con le patate in Lazio, questo se lo mangia Francesco di sicuro. Un abbacchio devo fare stasera? No, stai leggero proprio, che mangi? Lasagne parmigiana. Ah, beh, leggerissimo. Assolutamente, mangi quelle, poi ricominci da capo di nuovo. Cacchiolina. Pandoro Veneto, stracotto di manzo al Barolo, anatra arrosto. Bene, sono già pieno. Comunque ne parla oggi ed è l'unico quotidiano, a pagina 31, che ci regala su Repubblica una pagina finalmente che parla anche in fondo di tutti noi, di tradizioni. Dove vado secondo voi? Dopo Repubblica come minimo dobbiamo recuperare, andiamo sul Tempo, dai, andiamo sul quotidiano Il Tempo, vediamo, apre sempre con qualcosa di potente, vediamo l'inchiesta, e questa interessa a tutti voi perché in ogni messaggio da decenni c'è quasi sempre la sua parola, il suo nome, il suo cognome, soprattutto il cognome: Soros, il federatore. Titola oggi il quotidiano Il Tempo: Soros chiama e la sinistra italiana risponde. Ecco come il discusso magnate ungherese attraverso donazioni finanzia il campo largo, e quanti esponenti di PD, AVS più Europa hanno ricevuto fondi per le proprie campagne. Paginoni su Soros, il ritratto filantropo e speculatore, la doppia anima di un magnate. Beh, direi che l'argomento titilla, Di spalla però ci sono altre cose che titillano e che girano, le scatole, relazioni pericolose. Sul capo degli islamici italiani c'è l'ombra dei fratelli musulmani. Le avete sentite le paroline del nuovo capo degli islamici? E poi ve le leggo, ragazzi. Tanti complimenti a noi italiani, a noi cristiani. Grazie. L'eurodeputata Cisint dice: l'unione delle comunità è il braccio operativo della fratellanza, fratelli musulmani, tutte brave persone. Per fortuna che c'è pizza in pole position per la diocesi di Milano. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, l'editoriale di Daniele Capezzone: il senso religioso e pure laico, dunque occidentale, di questo Natale. Tutte belle cose da leggere, anche perché ci parla Capezzone dei famosi valori con la V maiuscola. Il federatore, Soros chiama, la sinistra risponde, ecco le donazioni del miliardario che uniscono il campo largo. Pagina 2 del Tempo. Attraverso una fitta rete di fondazioni e associazioni vicine al magnate ungherese, molti esponenti di PD, AVS più Europa hanno ricevuto sostegno per le proprie campagne. Sappiatelo, filantropo e speculatore, la doppia anima di un miliardario. Restando più o meno in argomento, dopo la gita con Flotilla, Greta arrestata di nuovo, protestava per i palestinesi detenuti in Gran Bretagna. L'attivista fermata a Londra durante un sit-in per Palestine Action, i cui membri sono in carcere per aver assaltato una base militare. Dagli scioperi per il clima a quelli pro pal, il finale è sempre uguale: va in carcere ma poi paga e se ne esce. L'ombra dei fratelli musulmani sul capo degli islamici italiani. Oh, che bella faccia! Yassin Baradai, il nuovo presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, ha raccolto fondi per una ONG bandita da USA e Germania. Cisint della Lega dice: l'Unione delle Comunità Italiane è il braccio operativo della finanza.
Paginone a pagina 6 del quotidiano Il Tempo con Anna Maria Cisinte con il ritratto di questo Baradai che dice cose non simpatiche verso di noi. Per fortuna che arriva Sumaoro, signori, il paladino dei braccianti, lo amiamo, soprattutto perché adesso vuole venire nel centrodestra. La metamorfosi di Sumaoro, il sogno proibito di Fratelli d'Italia, davvero? E il no grazie della Lega. No, guarda, Suma, vai da quelli di Fratelli d'Italia. Il deputato con gli stivali vorrebbe riciclarsi nel centrodestra. Dice che ama il tricolore e già questo è un problema. Il Carroccio lo sbeffeggia sui social, signori. Edoardo Sirignano parla del Sumaoro che bussa nel centrodestra. Che facciamo? Gli apriamo? Bella domanda anche qui. 340 6709 659. Volete che apriamo a Sumaoro? Ma magari per un caffè, perché io sono una persona gentile, ma di più no. Ci fermiamo, c'è la pausa, c'è un jingle e poi c'è il saluto dell'artista, signori. Un altro pezzo del bellissimo repertorio natalizio di Fiamma Velo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti ascoltatori di Radio Libertà, vi mando i miei migliori auguri di buon Natale, che sia splendido e porti tanta serenità a tutti voi. E ve lo faccio in musica con tante musiche natalizie che potete trovare sul mio canale YouTube nella playlist Christmas Themes. Ciao ciao! È finita, ma perché? Ma perché non me la rimetti da capo? Perché non ne fate 2 o 3 di questi pezzi, fare un purpurì? Eccola lì, grazie Francesco. Beh signori, lei è Fiamma Velo e un purpurì delle sue dolcissime melodie le trovate sul suo canale YouTube, soprattutto i pezzi natalizi. E cosa c'è di meglio mentre state preparando la tovaglia, tutte le cosine belle da mettere, gli antipasti? A me piacciono molto gli antipasti, se proprio devo scegliere, tenere un sottofondo musicale assolutamente natalizio. Fiamma Velo è l'ideale. Se poi avete ancora qualche regalino da fare per la Befana, signori, andate sul suo sito perché ha un fracco di merchandising, si dicono così adesso ste cose, cioè lei gli è venuta un po' la paura, sì, la mania per le cose esoteriche, e chi non ce l'ha un po' di mania su queste cose? L'incenso, che è esoterico ma sotto Natale ci sta da Dio in tutti i sensi. Bene, fate un giro sul sito di Fiamma Velo perché tra i regalini c'è anche tanto incenso, oltre che delle bellissime tazze che rispecchiano i titoli delle sue canzoni. Non dico più niente, signori, se non darvi il buongiorno, buon mattino da Sammy Varina, chi ci ha appena acceso e a chi sta inviando WhatsApp, mamma quanti, al 340 6709 659. Prima però
Un attimo di silenzio perché effettivamente la nostra è una radio comunitaria. Un tempo ci chiamavamo davvero, facevamo parte delle radio comunitarie, ma lo siamo tuttora, la comunità della Lega, qualcuno dice, del centrodestra o comunque di un'aggregazione culturale assolutamente alternativa al pensiero unico. Infatti di pensieri ne abbiamo anche parecchi e ve li diciamo. Beh, devo quest'oggi ricordare che ci ha lasciato Alarico Zeni. E ve lo ricordate, vero? Vecchietto, si può dire vecchietto, aveva 99 anni Alarico e fino a 2 anni fa ha condotto su queste frequenze una trasmissione di poesia. Ha cominciato con Lombardia, amore mio, e poi si chiamava Poesia, amore mio, questa trasmissione, e signori, abbiamo tanti ricordi con lui, ma soprattutto voi avete tanti ricordi perché era un esponente della lingua milanese, oltre naturalmente a grandissimo poeta. Portava avanti nell'Accademia del dialetto milanese tante belle iniziative per avvicinare giovani e meno giovani alla lingua lombarda. Beh, signori, oggi per ricordare Alarico alle ore 12 trasmetteremo la sua ultima trasmissione che ha fatto un paio d'anni fa su queste frequenze. Alle 14:45 ci saranno i funerali nella chiesa di San Giovanni Laterano in piazza Bernini a Milano. Ore 12, l'ultima trasmissione di Alarico sarà messa in onda su queste frequenze con un grande grazie naturalmente ad Alarico per quello che ha fatto per la cultura milanese, ma anche per tutti noi, perché le sue poesie vi hanno tenuto compagnia la domenica per molti anni sulle nostre frequenze. WhatsApp, eh sì, e ce ne sono tantissimi, non so da dove partire come al solito, ce n'è uno molto arrabbiato che dice anche parolacce, adesso le bippo in diretta, è quello di Moletti. Moletti, signori, Moletti, artista, giornalista, uno di quelli che dice la sua proprio, non solo su Radio Libertà, ma anche su molte altre testate, ma dice anche le parolacce il giorno di Natale. Vi faccio il beat. Sentiamo, sul cursore sentiamo Moletti, sentiamo. Sammy, buon Natale un cazzo cioè, cosa dici? a tutta la giunta di Milano. Perché? Che non ha mosso un dito e non ha detto nulla su quel ragazzo martoriato, denudato, picchiato, minacciato, spaventato a morte e non solo. Sì, già dimenticato. Mentre quando è successo un altro fatto si sono mossi, hanno fatto manifestazioni con danni, perché insomma una manifestazione senza danni non si può fare. Sono scandalizzato che un sindaco di Milano, un sindaco dove succede un fatto del genere gravissimo, non dice una parola, non spende una parola, quando lo stesso sindaco mi sembra che contro forze dell'ordine che stavano facendo il loro dovere non ha mosso un dito. Io mi domando, ma se al posto di un ragazzo italiano ci fosse stato un altro tipo di ragazzo e avrebbe subito magari qualche schiaffone da un gruppo, non dico di Casa Pound per l'amor di Dio, ma solamente di Fratelli d'Italia o della Lega, cosa sarebbe successo? Come si sarebbero mossi i giornali, l'opinione pubblica e tutto il resto? Io voglio sapere una risposta da parte tua e da parte di tutti i radioascoltatori, ma soprattutto un buon Natale, un cazzo a chi va avanti a usare 2 pesi e 2 misure e non si accorge di essere veramente ridicolo e anche abbastanza, aggiungiamo una parola,
molto 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 perfido. Cattivissimo Moletti quest'oggi, buon Natale un cavolo. Devo dire la verità che oggi sui giornali è già stata dimenticata la notizia di quel ragazzino che è stato torturato davvero dai Maranza in pieno centro Milano, ma la vera tortura è arrivata dal fatto, e ce l'ha fatto notare anche la mamma, l'avrete sentita in qualche intervista, che nessuno gli ha prestato soccorso. Lo stavano spogliando, denudando di tutto quello che aveva, lo stavano rapinando, lo hanno preso a cinghiate in corso Buenos Aires a Milano alle 8 di sera, la gente passava e neanche si girava. Perché, secondo voi? 340 6709 659 in questa vigilia di Natale penso che ci sia un buon motivo davvero per dire qualcosa. Buongiorno, certo, a Massimo da Carcare che fa gli auguri a tutto lo staff, ai suoi collaboratori, ricordiamoli, i tanti collaboratori esterni che parlano a queste frequenze molto spesso come volontari, senza chiedere assolutamente nulla, ai tecnici che ci danno una mano, e molti di questi, anche questi, lo fanno per amor di patria e per amore di comunicazione, per amor di Lega, anche quello, ma non solo Lega, ma soprattutto le voci storiche della radio, gli ascoltatori, voi ascoltatori che siete la nostra forza, e naturalmente grazie a tutti coloro che scelgono di aiutare Radio Libertà con un piccolo versamento proprio magari in questi giorni di Natale. Viva il presepe, Davide! Sì, Davide, avrai il tuo video promesso. Dopo mi faccio il giro con tutti i WhatsApp. Chi vuole il video lo scriva video e io ve lo invio. Buon Natale a te, ai tuoi cari, a tutti gli amici di Radio Libertà, scrive qualcun altro. No, vabbè, a proposito della grazia, mi viene quasi da ridere. Il coglione chiaramente non è quello, lo scafista, non so chi sia, studia scienze politiche, perfetto, tra qualche anno ce lo troviamo in Parlamento, tra le file di AVS, mi sa di sì, ma cosa vogliamo risolvere? Dove vogliamo andare? Buon Natale Sammy, buon Natale Dani, lo so, però sai, il fatto che lo abbia fatto il Presidente della Repubblica sarà stato consigliato da qualcuno? Oggi mi pare che ci sia la verità che sfruguglia. Sammy, ancora tu, ancora qui, che barba! Ma se non te ne vai non è Natale. Saluti, auguri da Enzo. Sì, domani non ci sarò, ma dopodomani io Santo Stefano ritorno. Lorenzo da Como, ciao Sammy, anziché regalare la grazia a coloro che sono stati condannati per delitti accertati, non sarebbe stato più opportuno concederla a quelli per cui sussistono forti dubbi sulla loro colpevolezza? Vedi tutti i casi approfonditi da Giulio Cainarca nella sua trasmissione Auto da Fè, ascoltatelo anche oggi, dopo le 10 ragazzi avrà una trasmissione potentissima. Mi raccomando, mandami il video degli auguri della radio, grazie, promesso, poi mi metto lì e spedisco a destra e a sinistra. Grazie ai tantissimi che ci stanno scrivendo anche se c'è qualche articolo sui giornali di sinistra sulle dimissioni di Mattia Missorili. Ah sì, il sindaco PD di Cervia per violenze sulla moglie, certo, Marco da Modena, assolutamente sì, ti dico la verità che ne parlano proprio tutti e ci dispiace, perché la politica non c'entra niente. Chiaro che, sai, un sindaco del PD molto vicino al presidente della regione Emilia-Romagna, che ha portato avanti battaglie contro la violenza sulle donne, che mena la moglie, un pochino, però non c'entra niente la politica qua, ricordiamolo, e tanta solidarietà, e speriamo naturalmente che non sia colpa sua, che sia tutto inventato, e quelle cose che io ci scherzo, ma molto spesso davvero esistono
in questi casi. Siamo ancora sul tempo, ma non c'è solo il tempo che parla della metamorfosi di Soumahoro, che ora sta bussando nel centrodestra e mosso cavoli. Chi gli aprirà nel centrodestra? Io una FIFA. No, sta bussando dalla Lega e in Fratelli d'Italia. In Forza Italia non ha ancora bussato, forse perché è sicuro che gli aprono. La Verità, il regalo di Natale dei giudici. Famiglia nel bosco distrutta. Il tribunale ha deciso genitori e figli divisi per mesi, ma attenzione, è famiglia nel bosco distrutta, ma regalino vero e vero sono gli psicologi che arrivano. Ecco, sotto l'albero, poi ve lo faccio vedere invece la prima pagina di Libero, sotto l'albero c'è lo psicologo che aspetta la famiglia del bosco. La rieducazione di mamma e papà è ancora insoddisfacente, titola oggi La Verità. Non rinunciano ai loro valori. Non vengono ancora rieducati, Perciò verrà eseguita una perizia psichiatrica entro 120 giorni. Ciò vuol dire che per altri 120 giorni questa famiglia dovrà restarsene lì nel centro. Intanto i bambini restano in comunità, un trauma indelebile, scrive La Verità. Con in centro pagina ancora lui, Soumahoro, che appende gli stivali al chiodo, cerca uno strapuntino con qualche patriota. Tu patriota? Io no, io assolutamente, io leghista. Non so dove andrà a bussare Soumahoro. Oh, che cazzo è che sta bussando qua? Non facciamo scherzi, fuori c'è l'esercito, c'è la guardia padana che controlla il colore della pelle prima di entrare. Non scherziamo, No. Dai che rido un po', ma c'è un abbraccio naturalmente a tutti gli immigrati di colore, perché sono anche gli immigrati quelli bianchi, che ascoltano Radio Libertà e che lavorano 1000 volte meglio di Sammy Varin. Un abbraccio con camionisti, e ci sono quelli che fanno i traslochi, ragazzi, che sono in gambissima. Quando mi danno una mano, mi portano qualche cosa, mi fermo sempre a chiacchierare con loro, gli offro le patatine, cioccolati, bonbon, Coca-Cola. In casa mia è diventato ormai 24 ore su 24 un ricettacolo di feste. Poi finita la scuola ti puoi immaginare i miei figli in taverna, mamma mia. Sì, sono sul quotidiano La Verità, che molto seriamente penetro all'interno perché rieducazione infinita, i giudici estirpano la famiglia Trevaillon. Ci va giù pesante La Verità, ma è vero. Dura sentenza del Tribunale dei minori, genitori da sottoporre a perizia psichiatrica. Ma la mattina del 25 ci sarà pure il babbo, e questa è l'unica buona notizia, cioè domani per 2 ore, ben 2 ore, ma non sarà un po' troppo? Anche il babbo potrà pranzare con loro. Nella disputa entra di nuovo l'Associazione Nazionale Magistrati. Salvini, una decisione vergognosa. I difensori, troppe informazioni scellerate utilizzate per trasformarli in selvaggi. Per chi contava su un lieto fine e coltivava la speranza che la famiglia del Bosco potesse stabilmente riunirsi per Natale, la risposta del Tribunale per i minorenni dell'Aquila è stata un pugno nello stomaco devastante. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano La Verità, che aggiunge: più si piegano ai diktat delle toghe, più vedono allontanarsi i bambini. Catherine Birmingham e il marito Nathan hanno cercato un approccio collaborativo con la giustizia, ma i rilievi aumentano e l'ultima ordinanza sembra un passo avanti verso la sottrazione dei 3 piccoli. Chiaramente torneremo sull'argomento alle 9, perché questa mattina arriva il sottosegretario Alessandro Morelli e questo è un argomento che gli sta a cuore. Ancora sul quotidiano La Verità, tutte le ingerenze del capo dell'opposizione. Chi è il capo dell'opposizione? Ma è lui, signori. Oh, l'ha detto La Verità, io non c'entro. Il Presidente della Repubblica. Se con Conte e Draghi la prima carica dello Stato si atteggiava ad arbitro accondiscendente,
con Conte e con Draghi, da quando governa il centrodestra Mattarella non perde occasione per contrastare Palazzo Chigi. Da Starlink al conflitto in Ucraina, gli esempi sono numerosi. C'è anche la manovra, eccetera. C'è stato il ditino ammonitore di Mattarella. Poco dopo l'intervento di Musk ad Atreju attaccò il magnate compromettendo le trattative in corso. Meno di un anno fa ha paragonato Mosca al Terzo Reich. Mentre la Meloni stava battagliando a Bruxelles sugli asset russi e i colloqui di pace, parlando con gli ambasciatori, ha criticato Putin sull'uso della forza. Paginone con Maurizio Caberzan, oggi a pagina 9 del quotidiano La Verità, su quei dubbi che avete sempre avuto anche voi su Mattarella, capo dell'opposizione. Chiaro che la speranza, certo, scritto minuscolo, è che il prossimo giro magari avremo un Presidente della Repubblica non di sinistra. Tan, ta, ta, ta. Intanto a pagina 10 ormai lo ammettono apertamente, sempre a proposito anche, perché no, della grazia che Mattarella ha regalato allo scafista. Ormai lo ammettono apertamente, scrive La Verità, ma che delinquenti! Gli scafisti sono eroi. E in effetti già qualcun altro a sinistra qualche tempo fa aveva detto questa frase. E il fatto che poi è arrivata la grazia del Colle al corresponsabile della strage di Ferragosto, scafista libico che però amava giocare a pallone, asseconda il refrain di moda: guidi un barcone? Che male c'è? Ora il comune commissariato, accuse di maltrattamenti, sindaco di Cervia lascia. Mattia Missirolli non è più il sindaco di Cervia. Ieri l'esponente di centrosinistra ed ex protagonista dei reality Campioni, lo sapevate, io no, ha rassegnato le dimissioni a causa dello scandalo per i presunti maltrattamenti alla moglie. Accuse che il sindaco ha negato, giudicandole gravi e diffamanti e parlando di un'esposizione mediatica durissima. Ora per il comune di Cervia scatterà il commissariamento, giunta e consiglio verranno sciolti e si insedierà un commissario che fungerà da traghettatore in vista delle nuove elezioni, verosimilmente in programma in primavera. Solo un riquadro sulla Verità, ma su altri quotidiani ci sono i paginoni. Intanto Sala scopre i Maranza e scarica il titolare della sicurezza, cioè lui. Basta con la nomina di interim al primo cittadino, in arrivo, signore e signori, un assessore vero. Dai. Si è accorto che il titolare della sicurezza a Milano non gliene fotteva niente di sicurezza. Bravo Sala, dai che sei sulla strada giusta. Guarda che si va a elezioni, bisogna aspettare ancora, ragazzi. Anche questa domandina per Morelli. Sumaoro che flirta con la destra pur di racimolare una poltroncina. Oh, lo sapete, a me è sempre stato simpatico come Lucano. Per me non c'entra niente lui, non c'entra niente Lucano. Non so perché io mi contorno di questi personaggi sfigati, mica tanto è questa gente che guadagna 100 volte quanto guadagno io. Sumaoro flirta con la destra pur di racimolare una poltroncina, lo scrive il quotidiano La Verità, ma oggi è su molti giornali. Il sindacalista nero, caduto in disgrazia dopo lo scandalo che ha coinvolto moglie e suocera, lancia l'amo: sono pronto a candidarmi sotto al tricolore. Poi corregge il tiro: non mi riferivo a qualche parte politica. Fatto sta che la Lega ha detto subito no grazie. Fatevi un giro sulla pagina di Lega Salvini Premier e vedete la vignetta. L'intervista a pagina 23 con Renzo Arbore. Rifiutai l'assegno in bianco di Berlusconi. Ode al vecchio Renzo Arbore che ha insegnato a tutti noi anche a fare la radio. Sono le 8:23, signori. Certo, un giro veloce anche su Avvenire, che parla, incredibile, almeno Natale, parla di Natale, di speranza. Il Natale riaccenda la speranza della pace. La fragile tregua a Gaza, la guerra in Ucraina. Il Papa dice: deluso dalla Russia, cessate il fuoco il giorno della nascita di Gesù. E anche noi oggi
trasmetteremo tante canzoni di Natale, sperando, pregando che ci sia una tregua almeno nelle ore del Natale, proprio come tanti anni fa. Sul Corriere della Sera, sia la manovra, cosa cambia, se siete curiosi di cosa cambia, ma non è cambiato un granché, oggi è stracolmo il Corriere, ma anche altri, ma soprattutto in centropagina, signori, questo è il mio amore segreto, Achille Lauro, che ha smesso di vestirsi da donna, ha smesso con i baci agli altri uomini, adesso è diventato serio e fa anche un po' pena, Ti dico, mia moglie dice poverino, ma no, ma guarda, è un ragazzo vero, scappai di casa a 15 anni, oggi aiuto i ragazzi fragili, cioè cose bellissime, e io veramente sono contento che abbia cambiato la vita in questo modo, però per cambiare questa vita ha fatto un percorsino, soprattutto passando da Sanremo e facendo cose molto strane, che non lo so, tu dici per attirare l'attenzione, e l'hanno fatto tutti si sono messi un reggiseno, una calzamaglia per attirare l'attenzione, erano quegli anni, dici adesso è finita, ma speriamo. Comunque ci sono 2 paginoni oggi sul Corriere dedicati proprio ad Achille Lauro, che c'è a Sanremo, Francesco. Achille Lauro c'è, se non c'è, vuoi che ma non ci credo, ma ce lo caccerà l'anno scorso, sì, ma ce lo cacceranno dentro, vedrai che in qualche modo lo fanno entrare. Massimo Gramellini nel suo caffè rievoca lo spirito del Natale, non ve lo leggo, però vi giuro non è nominato Matteo Salvini, e dobbiamo riconoscergli, almeno a Natale Gramellini non parla di Salvini. Manovra il sì del centrodestra, l'opposizione protesta in aula, paginone, ve lo dicevo, tutto quello che è successo, il carbone che Giorgetti porterà a Salvini, sollievo di Giorgetti dopo giorni di tensione, il governo è intervenuto su punti quasi impossibili. Ed è vero, ha fatto miracoli. Il brindisi di Natale e le battute della Meloni, duro il 2025, ma il 26 sarà peggio. Ma che interessa a me il taglio basso di Tommaso Labate, altro simpaticone che è approdato tempo fa al Corriere. Concreto, non fa propaganda. Lega, il partito dei governatori, si schiera a sostegno di Giorgetti. Da Fontana a Fedriga, la stima per il ministro, figura forte. La ferita si sarà pure rimarginata, visto che il calendario di fine anno è talmente fitto da aver derubricato il fuoco amico sulle pensioni a una sorta di incidente di percorso o di fraintendimento, come l'ha definito Massimiliano Romeo, uno che si è speso per evitare che l'incidente spingesse il partito oltre il ciglio del burrone. Lo sapete, quando si parla di pensioni, ma non solo di quello, la Lega si incazza, è chiaro, qualcuno ci indicava già la via per uscire dal governo. Ma sulla guerra interna alla Lega che si è scatenata attorno a Giancarlo Giorgetti, le cicatrici rimangono, le vede soltanto Tommaso Labate, se le vede lui, bisogna vederle, se le vediamo anche noi. Visibile a occhio nudo, è stata la benedizione che Matteo Salvini ha dato in privato alla ciurma capitanata da Claudio Borghi, il nostro eroe, che pur di far accantonare la norma sulle pensioni si è spinto da finire un ministro tecnico, il titolare dell'economia. Era una battuta. Come visibile a occhio nudo è stata la presa di posizione del partito dei governatori, sceso in campo anche oltre i tempi supplementari, quando la norma era già stata cestinata, per difendere Giorgetti. L'ha fatto pubblicamente ieri il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che parlando col Foglio l'ha definito una figura talmente forte, competente e specchiata che apprezziamo tutti, il cui valore non può essere messo in discussione da nessuno. L'ha fatto il pari grado del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, sottolineando in un'intervista alla Stampa che Giorgetti sta facendo un lavoro importantissimo per il paese, perché è un ministro molto lontano dalla propaganda e guarda ai fatti concreti, e questo è un bene per l'Italia. Messa in pausa dal capitombolo elettorale in Toscana, dal conseguente ingresso in un cono d'ombra del generale Vannacci, cono d'ombra
mica tanto, perché il 1° gennaio si tuffa in mare, la cui ascesa, cuore pulsante del carroccio, era stata oggetto del contendere tra i due fronti, col cazzo che ci vannacizziamo, Fontana Dixit. La distanza interna tra la Lega di Salvini e quella dei governatori si ripropone attorno alla figura del ministro dell'economia, anche se il perimetro in cui si gioca la partita è decisamente più esteso, la sua proiezione ormai è più sul futuro che sul presente. Vabbè, insomma, l'Abate, ma quanto ci annoi, ti vogliamo bene, ma veramente qui cioè, praticamente è un taglia e incolla degli scorsi giornali, degli scorsi giorni. Va bene, comunque ne parla oggi il Corriere, sappiatelo. Il Corriere intervista anche Orsini di Confindustria, la pagina 9, imprese sotto attacco tra merci cinesi e regole UE, un piano contro il declino. La manovra il governo ci ha ascoltato. Non ci serve un ministro da copertina, aveva detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini il 5 ottobre scorso. In altre parole, va bene far tornare i conti e uscire dalla procedura di infrazione, ma servono aiuti all'industria. Il 16 dicembre in legge di bilancio è stato introdotto un emendamento da 3,5 miliardi per finanziare diverse forme di sostegno agli investimenti. Ieri l'approvazione in Senato. Soddisfatto? Chiede il Corriere ad Orsini. Non possiamo dire che l'industria non sia stata ascoltata, risponde Orsini in collegamento video dalla sua azienda in provincia di Modena. Avevamo chiesto 8 miliardi l'anno per 3 anni. Il governo ha capito che anche dalla ripresa dell'industria dipende il futuro dell'Italia e gli stanziamenti nel triennio sono arrivati a oltre 15 miliardi. Le risorse per iperammortamento e ZES unica sono fondamentali per rilanciare gli investimenti. La politica industriale ha riguadagnato il posto che le spetta nel dibattito politico. Il vero tema però è la forte preoccupazione che viene dal pericolo più grande, la deindustrializzazione del nostro paese e dell'Europa. L'industria italiana ed europea sono sotto attacco. Paginone anche qui sul Corriere per intervistare il capo di Confindustria Orsini. Ultima segnalazione, Barbara Berlusconi, intervistata dal Corriere a pagina 21. Riparto con la fondazione, io in politica non lo farò, ho sofferto di depressione. E qua ci fermiamo, siamo un po' tutti depressi sotto Natale, vi capisco, c'è il pro e c'è il contro, ma tranquilli, passa anche il Natale, cerchiamo, te l'ho detto, di uscire di casa, andare a vedere un bel presepio, recuperiamo quella gioia bambina che avevamo quando eravamo più giovani, quando eravamo piccolini, e cerchiamo veramente di fare anche soltanto un viaggettino, un pomeriggio, in qualche posto carino. Se non avete idee, restate all'ascolto di Radio Libertà, perché in questi giorni sotto Natale, noi saremo sempre in diretta, vi darò delle idee fantastiche. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice ciclonico determina condizioni di forte instabilità su buona parte del nostro paese in questa vigilia di Natale. Nella prima parte della giornata precipitazioni diffuse al nord, specie sui settori pianeggianti dell'Emilia-Romagna, ma anche sul versante tirrenico centro-meridionale, meglio su quello adriatico. Durante le ore pomeridiane piogge ancora piuttosto frequenti al centro-nord, localmente anche forti, andrà meglio sulle regioni meridionali ad eccezione della Campania. Vento intenso al centro-nord, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché
tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Libertà, un saluto al grande Sammy e vi ringrazio di cuore per lo spazio. Sono davvero felice oggi di farvi ascoltare Ninna Nanna dall'Universo, il mio nuovo brano. Ha una storia veramente particolare. Un giorno un ragazzo mi ha mandato un messaggio molto bello condividendo una storia veramente intima e delicata legato proprio a una gravidanza purtroppo non andata a buon fine. Da questa storia, dalla sua condivisione, è nata la prima versione di Ninna Nanna dall'Universo, che ho poi trasformato per renderla universale, una Ninna Nanna ai bambini, ma anche al nostro bambino interiore, ad ognuno di noi, una canzone in grado di cullarci, accompagnarci nel nostro percorso di vita. E sono veramente, veramente felice di farvela ascoltare oggi. Vi mando un abbraccio grande e buone feste a tutti quanti, da Leone 11. Il tuo calore sulla mano, mentre dormi il mondo si fa aeroplano, ogni viaggio porta con sé luce che vibra di te. Sottovoce ti sussurravo, sbaglierò, è vita che vogliamo, ma tu negli occhi nascondevi di questo eterno amore le chiavi. Apro la porta, un eco mi corre incontro il mondo, d'un tratto è così bello, è la Ninna Nanna dell'Universo. Ninna Nanna, se dormi accanto a me, proteggerò i tuoi sogni, i più bei ricordi. Ninna Nanna, dai, illumini non aver paura mai. Coi pastelli da tu vita un mondo che abbiamo dentro. Il sole dorme sui tuoi passi,
facile trovarti se la credi in ciò che vive oltre il dolore, senza dover trovare una spiegazione. Matite rotte trovano colore in una dolce stella con in braccio il tuo cuore, in un arcobaleno con inciso il tuo nome. Na, 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 se dormi accanto a me, proteggerò i tuoi sogni, i più bei ricordi. Ninna Nanna, un pezzo non fatto appositamente per il Natale, però secondo me suona molto bene in questa giornata e che ci porta alla notte più magica dell'anno. Ninna Nanna dall'universo, questo particolare pezzo di Leone 11 è una dolce melodia pensata per creare un'atmosfera di magica distensione per i bambini e per tutti noi. E se sbirciate il video, sono momenti dolcissimi con questo artista Leone 11 con il bimbo in braccio che lo fa addormentare, proprio quello che accadrà questa notte in tanti presepi in Italia e nel mondo. Con il buongiorno e buon Natale da Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà con la nostra rassegna stampa molto simpatica e veloce, non mi soffermo più di tanto per non disturbarvi, ma vi metto sul tavolo quelli che a mio parere sono gli argomenti importanti della giornata. Grazie a Daniel, grazie per gli auguri di ieri, siete mitici, buona vigilia e buon Santo Natale a tutti. Grazie Daniel, e ricordo a te e a tutti gli amici, se ancora non avete ricevuto il video natalizio, inviate un WhatsApp al 340 67 09 659 di Radio Libertà, oltre naturalmente che commentare le notizie del giorno, aggiungete video così ve lo invio. Ciao Sammy, mi hanno graziato anche Graziella. Cosa sta dicendo Walter? Me la devi spiegare, che non so, c'ho sonno, non ho capito. Io credo che finita questa faccenda la famiglia nel bosco fa fagotto alla svelta e in Italia non ci verranno mai più. Vorrei vedere come tirano su i loro figli, i giudici alle assistenti sociali, e la perizia psichiatrica la farei fare ai giudici e alle assistenti sociali, perché per me non sono troppo normali. Poi lo chiediamo ad Alessandro Morelli che arriva alle 9. Caro Sammy, lo stesso risulta anche il capo della magistratura politicizzata, scrive la Luciana. Mary, bellissimo il tuo presepio, guardala qui, che guardalo che carino. Il presidente ha cancellato il sì dell'inno italiano, non è che volesse cancellare il sì alla manovra, ma si è confuso? No, io speravo che cancellasse l'inno italiano, mamma mia, quante volte ne abbiamo parlato ai tempi di Radio Padania Libera, e non soltanto, che l'inno italiano fa veramente schifo, si può dire, non è mica lesa maestà, dai. Il 25 dicembre per gli ortodossi un giorno qualunque, per loro il Natale sarà il 7 gennaio. Questi sono i tantissimi messaggi, ma ne stanno ancora arrivando al 340 6709 659 o inviati a più non posso, perché io sono in diretta anche dalle 11 a mezzogiorno, ok? E ho molto spazio per le vostre chiamate, per i vostri WhatsApp e per ricordare Alarico Zeni, che ci ha tenuto compagnia per tanti anni, il poeta di Radio Libertà, che purtroppo ci ha lasciato, ci ha mollato, se n'è andato, e chissà quante poesie potrà leggere su in alto. I funerali di Alarico oggi alle 14:45
nella chiesa di San Giovanni Laterano in piazza Bernini a Milano, ma a mezzogiorno manderemo in onda la sua ultima trasmissione, che risale ormai a un paio d'anni fa. Aveva 99 anni. E pensate che una volta, recentemente, ha dovuto anche scavalcare il portone d'ingresso. Sai, Francesco, quello alto alto che c'è all'entrata, che scorre con il telecomando apri, lui si apre. Siccome non aveva la chiave, ha scavalcato fisicamente questo portone davanti ai militari. Puoi immaginare come l'hanno guardato. Non ne aveva 99, forse ne aveva 97, ragazzi. Io sono rimasto a bocca aperta perché ci ho provato una volta e sono rimasto incastrato con la panza, e però mi hanno spinto giù poi i militari, mi hanno fatto cadere all'interno. Sì, ok, basta, le brutte notizie ci sono, ragazzi. Io do veramente un abbraccio a tutti coloro che passeranno Natale magari a letto e non a fare cose turche, come potremmo dire. Magari ci può stare, penso di averlo fatto anch'io qualche volta, stare a letto con la persona che ami e farci l'amore per ore e ore è stupendo. Anche l'ultimo dell'anno secondo me è ancora più bello che andare a festeggiare. Facciamo l'amore per tutta la notte dell'ultimo dell'anno, no quelli che sono a letto perché purtroppo malati anche gravemente. Una carezza a tutti voi e assolutamente il mai mulà di belleriana memoria. Siamo ancora sul Corriere, ma non mi soffermo, ragazzi. Oggi si ricorda Grillo Junior, la violenza e le risate. Grillo Junior e gli amici brutali, sono uscite le motivazioni della condanna. Più interessante sicuramente l'intervista a uno dei graziati. Uccisi mia moglie malata. Dopo la grazia di Mattarella in carcere piangevano tutti. Sul Corriere oggi si intervista Franco Cioni, che reclama una legge sul fine vita, e forse non è l'unico. Oh mamma, è Achille Lauro questo, signore. Me ne andai di casa a 15 anni, oggi aiuto i ragazzi fragili. Bravo! Incoscienti giovani? Sono io, resto single per non tradire, vabbè, ho capito che vi piace. Oggi compratevi il Corriere, non un paginone, ma 2 paginoni su Achille Lauro. Corro sul Giornale, nuovo scandalo PD. Lavori coi bimbi rom in cambio di voti. È successo in Campania, lo sapevate? Inchiesta sull'audio di un consigliere Dem. Gli lavi le manine e poi fai votare per noi. Che schifo. Ora Borselli scrive: il giornale è entrato in possesso in esclusiva della registrazione di un breve colloquio del consigliere comunale del PD Salvatore D'Agostino a Giugliano, in provincia di Napoli, con una persona alla quale prometteva un lavoro. La mattina arrivi, fai lavare le manine ai bambini, gli lavi la faccia, poi sta un poco con loro, poi però devi far votare per gli amici miei. Va male, Betlemme in mano islamica, di spalla sul Giornale, un Natale senza cristiani nella città dove è nato Gesù. Altro reportage sulla bellissima Betlemme ormai in mano islamica. Italia, paese islamofobo, però. Ecco le tesi folli di un ricercatore queer. Ufficialmente è stato realizzato per denunciare il presunto attacco contro i musulmani, ma in realtà dietro il report sull'islamofobia europea si nasconde un'intensa attività di lobbying da parte del mondo islamico, signori. Ne parla Francesco Giubilei oggi sul quotidiano Il Giornale, che naturalmente parla anche del miracolo manovra, 4 miliardi in più, e Giorgetti che ricorda: abbiamo fatto cose impossibili. Eccola qua, l'ultima follia UE, a pagina UE 2 del quotidiano Il Giornale, finanzia il dossier che accusa l'Europa di islamofobia. Report di una rete di ONG filo Erdogan, dove si attacca anche l'Italia e la Lega. Signori, se ne parla oggi solo sul quotidiano Il Giornale, che ricorda anche il caso politico sull'imam anti-Italia scoperto proprio dalla testata del Giornale. Interrogazione al ministro dell'Interno Del Mastro, no alla sottomissione. Qual è la frase del capo dell'Islam, del nuovo capo dell'Islam italiano? L'Italia è un paese corrotto
da redimere e islamizzare, signori. Altra frasettina che ricorderemo tra poco alle 9. Arriva Alessandro Morelli e se avete qualche domandina per lui 340 6709 659. Mai quello che succede a pagina 3, pensavo mai, lavori con i Rom in cambio di voti, così la sinistra vince in campagna. E lo so che qualche dubbio ce l'avevate voi, prevenuti. Mentre a Torino arriva la super moschea, ma non si sa da che parte sono arrivati i soldi. Boh, mistero. La struttura sarà di 1300 metri quadri, il centrodestra chiede chi paga. Non si sa, signori. Avete dubbi? 340 6709 659. Se vi vengono idee. Sempre sul giornale, sputi in faccia e sassate. Noi agenti siamo bersagli. Intervista a Eugenio Bravo, sindacalista degli agenti che lavorano purtroppo in questi casi. Prendendo le botte, prendendo le bombe. Il veterano della mobile dice: a Scatasuna, uno dei centri più violenti d'Europa, li fronteggio da 30 anni. Interessante intervista quest'oggi a pagina 6 del quotidiano Il Giornale, che si candida a essere uno dei più richiesti oggi in edicola. Si parla anche dei fan di Aska a Scatasuna e degli ammiratori di Putin. Dorsi, il cattivo maestro dei Propal, il professore nostalgico comunista odia Israele ed esalta la gioia di vivere nel regime di Mosca. Di lui si parla con Massimo Malpica, signori, oggi sul quotidiano Il Giornale. Botte non abituali, aiutino del giudice, ma il sindaco Dem decide di lasciare. Siamo a Ravenna, pagina 10 del quotidiano Il Giornale, niente carcere per Missiroli, sindaco di Ravenna, ma se ne deve andare, di Cervia, scusate, ma se ne deve andare. Episodio, è stato solo un episodio, l'addio perché travolto dall'onda mediatica. Secondo l'accusa esisteva il concreto pericolo della reiterazione della condotta violenta da parte del politico 44enne, ex protagonista del reality Campioni. Il verdetto: non ci sono vessazioni abituali, quindi non va in galera, ma ha deciso lui di dimettersi da sindaco di Cervia. Di spalla, vittima attendibile aggressione brutale, Ciro Grillo e il branco, predatori sessuali. Le motivazioni appena uscite. Un paginone sulla famiglia nel bosco, Natale, ma solo per 2 ore. Genitori troppo rigidi e incapaci di trattare, una peripsia psichica per Nathan e Caterine. Anche su questo sto attendendo il vostro giudizio. Si è esagerato, ma soprattutto quelli che fanno mio cavolo di mestiere, il giornalista. Forse non abbiamo un po' esagerato sfrugugliando ogni particolare nella vita di questa famiglia, andando a raccontare che adesso nel centro dove sono detenuti odorano i loro vestiti che profumano di pulito, come delle scimmie. 340 6709 659, ditemi il vostro parere. Contro Signorini, pronte 2 denunce e 100 testimoni, lo show di Corona in procura a Milano. Se non verrà indagato mi legherò davanti al tribunale, conosco bene il suo metodo. Non l'ho trattato in questi giorni perché penso veramente ci siano cose più importanti. È stato preso l'uomo che ha sparato ai ciclisti, detesto quelli che occupano la strada. Nel Veronese se ne occupa anche Il Giornale, io ripeto, era una pistola. Salve! Maggioranza islamica, crollo dei pellegrini, a Betlemme scompare la comunità cristiana. Oggi sul quotidiano Il Giornale, la città natale di Gesù è molto cambiata da quando l'autorità palestinese ha preso il controllo. La convivenza con i musulmani non è armoniosa e chi crede in Cristo preferisce andarsene via. Dove andiamo?
Sono indeciso perché, lo so, anche la verità mi tenta 3 volte tanto. Dai, andiamo sul quotidiano La Verità, anche se La Stampa c'ha il virgolettato "La Russia vince solo nella propaganda", con l'intervista al braccio destro di Meloni, Fazzolari, che parla anche di Salvini, ricordando che nel decreto, e anche questa è una domandina che faremo ad Alessandro Morelli, il decreto che si voterà il 29, fondi per le armi ci sono, ok? Per cui, in poche parole, la Lega è stata fregata. No, diciamo che vogliamo anche altro, non soltanto fondi per le armi, e ben sapete, ragazzi miei, che se tiravamo di più la corda, la via per uscire è quella, per uscire naturalmente dal governo. Sì, dai, ormai ci sono sulla Stampa, intervista con Tito Boeri, governo forte solo con i deboli, bene la prudenza sui conti, manca una visione del futuro, ma a me invece interessava questo, il Senato che risparmia altri 30 milioni, signori. Sì, il risultato di riforme previdenziali, misure di solidarietà, razionalizzazione delle spese, insomma il Senato è riuscito a tagliare ulteriori spese e questo è bello. Giovan Battista Fazzolari sulla Stampa: nel decreto ci saranno le armi per Kiev, la Russia vince solo nella propaganda. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dichiara i dubbi della Lega, Mosca perde sul campo. Marcello Sorgi, il suo taccuino si intitola "Tregua di fine anno con Salvini". Malgrado i venti di guerra che ancora soffiano tra Salvini e centrodestra, la battaglia sulle pensioni sia appena conclusa al Senato alla vigilia dell'approvazione della legge di stabilità, non è detto che il contenzioso tra Meloni e il suo vicepresidente del Consiglio si riapra sul decreto per gli aiuti in armi all'Ucraina, per varie ragioni. La prima è data dall'ultimo Consiglio dei Ministri dell'anno, che deve mettere a punto il provvedimento il 29 dicembre, 2 giorni prima del brindisi di fine anno. Un nuovo scontro mentre gli italiani si accingono ai festeggiamenti non sarebbe capito, e il leader leghista è sempre molto attento agli umori degli italiani. Il secondo motivo è legato al fatto che un compromesso sull'argomento è già stato raggiunto durante il dibattito parlamentare che ha preceduto il vertice europeo, quando la Premier ha trovato un aggettivo: multidimensionali, da mettere accanto alla parola aiuti per l'Ucraina, che è servito a mettere d'accordo un po' tutti. Qua mi fermo, ma prosegue il trafilone di Marcello Sorgi, suo taccuino quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che intervista anche Enzo Schillaci, ministro della Salute, che dice cose importanti. Pazienti oncologici, basta posti a rischio. Sui decreti oblio non perderemo altro tempo. Il ministro della Salute dichiara: dopo 5 o 10 anni gli ex malati oncologici possono accendere un mutuo o una polizza assicurativa. Oggi i lavoratori pubblici e privati con invalidità al 74% hanno diritto a 2 anni di congedo non retribuito nei quali mantengono il posto. Paginone quest'oggi e, per fortuna, sul quotidiano La Stampa. Vado su Libero, vado a fare un giro su Libero, che mette proprio in apertura, signori, gli auguri di Natale per la famiglia Nel Bosco e il regalo: lo psichiatra sotto l'albero per la famiglia Del Bosco. Ecco l'accanimento della giustizia. Niente grazia. I Trebaillon restano in casa famiglia e subiranno una perizia. L'avvocato accusa spazzolini di asino e malattie. Quante bufale sui giornali. Colpa anche nostra, di noi giornalisti. Cambi di sesso sui minori. Nessuno sa quanti farmaci siano stati prescritti. Salta fuori anche questa cosa. Ma sì, ne diamo un po', non so quanti. E poi in centropagina su Libero, Sumaoro che prova a regalarsi al centrodestra. Cioè tu apri il regalo e trovi dentro Sumaoro. L'ex AVS annuncia di volersi candidare con una nuova lista col tricolore.
non fatemi dire niente sul tricolore, signori, perché all'interno del quotidiano Libero si intervista Mara Campitello, che è il capo della prevenzione del Ministero della Sanità, e a proposito di chi cambia sesso, non si sa quanti farmaci si prendono. È giallo sul numero di farmaci prescritti per cambiare sesso. Il capo della prevenzione del Ministero della Sanità: dalle regioni dati disomogenei sull'uso della triptorelina contro la disforia di genere. È in arrivo la legge per regolare le ricette. Serve attenzione alla diagnosi, spesso si tratta di crisi psicologiche, signori, e quante volte ne abbiamo parlato dell'ospedale Careggi di Firenze che ti dà la pastiglietta appena la chiedi, senza farti visitare dallo psicologo. Oh, sarà stato un caso, sicuramente non sempre così. No, ne sono certo. Ogni centro in Italia fa per sé, è in atto una ricognizione per fotografare quello che sta succedendo. Prima di somministrare il farmaco sono necessari un supporto e una valutazione psicologica. Ci interessa tutelare questi ragazzi. Il caso va affrontato da un punto di vista medico, scevro da ideologie. Se avete qualche dubbio su quel ragazzo, quella ragazza, non so più, che ha deciso di cambiare sesso a 13 anni, oggi il quotidiano Libero è vostro. Anche se vi sta simpatico su Maoro, che si offre al centrodestra dicendo sono un italiano. Non sempre è un buon motivo, è una cosa buona. Abubakar cerca di mantenere la poltrona in Parlamento e annuncia che si candiderà in un partito col tricolore. Poi il deputato rilancia: non chiamatemi Livoriano. Va bene, non va male, cioè dai, a me sta simpatico. Pagina 10 comunque del quotidiano Libero. Io, se viene qua, ma un'intervistina su Maoro gliela faccio. Tra poco arriva Morelli e gli chiederò anche questa cosa. I professionisti del disordine, signori, piccoli ascatasuni crescono, mancavano solo le utopiadi, signori, utopiadi. I centri sociali preparano la guerriglia contro le Olimpiadi Milano-Cortina. Dopo gli assalti alla fiamma olimpica, gli antagonisti ora si mobilizzano per rovinare i giochi invernali contro speculazione e privatizzazione. Il rischio è rivedere le devastazioni del 1° maggio 2015 contro l'Expo. Oh, ma non c'era mica la Palestina, ma che protestino un po' contro i Propal, dove sono finiti? Ma che facciano qualche manifestazione Propal, vanno a rompere le palle anche alle Olimpiadi, ragazzi. Lo chiediamo tra poco a Morelli. Intanto quell'aula regalata dall'università al braccio giovanile di Askatasuna. L'Ateneo di Torino qualche anno fa ha concesso lo spazio break ai compagni del CUA, un covo di notave propale contigui agli storici abusivi. Gli studenti dicono sgomberate anche loro, e una delle domande che faremo naturalmente a Morelli è quello sui centri sociali. Vanno sgomberati tutti? Che fare? Ditemi anche la vostra, ascoltatori, al 340 6709 659. A Milano Sala insiste. Il Leoncavallo va salvato, è un valore. Il sindaco riceve i militanti, serve una banca per farli tornare in via Watteau. La Lega dice sì, prima però paghino la Tari. E mi sembra un buon motivo. Ci fermiamo, signori, ci fermiamo. C'è Alessandro Morelli tra pochi minuti, il tempo del pezzo di Sergei Komenko, An Almost Christmas Story. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
È finito, ma io lo rimetterei da capo anche qua, signori, un dialogo verso la notte di Natale e che ci vuole dal punto di vista musicale. Vi sto dando dei buoni spunti, secondo me. An Almost Christmas Story, lui è Sergei Komenko, musicista ucraino ormai italianizzato da 20 anni che vive nel nostro paese. Lo trovate facilmente su YouTube con il buongiorno e buon Natale da Sammy Varin. Buona preparazione ascoltando le polemiche di Radio Libertà, le buone e le cattive notizie, ma naturalmente le nostre potentissime trasmissioni che facciamo solo noi, lo diciamo, solo noi. Tra poco arriva Alessandro Morelli, ma intanto io proseguo la rassegna stampa, anche perché a pagina 20 di Libero c'è una segnalazione che riguarda proprio quello, il Natale, il presepe di Bologna, signori. Oh, meno male che è arrivato il presepe a Bologna, faccelo vedere Francesco, è stupendo. Ma allora non sono comunisti di sinistra a Bologna che vogliono cancellare le nostre tradizioni, ma guarda che bello, sassi colorati giganti di fronte al Duomo di Bologna. Nella città del Pidino Lepore troneggia la singolare opera che non vuol dire niente, installazione natalizia in Piazza Maggiore, proprio il salotto buono di Bologna. Attinenza col Natale? Nessuna. Tommaso Lorenzini gli regala un paginone, non c'è niente di male, profana il Natale? No. Ha immediati riferimenti all'iconografia della Natività? Neanche uno. Forse è proprio questo il peccato originale di un'opera che nelle intenzioni mirava in alto, anzi all'altissimo, però non si capisce perché sia stato scelto di portarla nel salotto di Bologna proprio in questo periodo e non magari tra un mese, anche perché filtrata dalla proverbiale ironia emiliana, Iwagumi, così si chiama la composizione, invece che col trascendente è stata ricoperta di riferimenti scatologici. Qualcuno ha detto sembrano le cacche di King Kong, mentre altri che prevedono grosse conseguenze dai passi natalizi si sono chiesti perché hanno messo lì quei calcoli renali. Non dico niente, ma amici a Bologna fatevi un giro in Piazza Maggiore, perché veramente c'è questo sassone colorato, ma loro sai hanno una cultura così alta che è anche impossibile capire per noi che non votiamo PD che cosa volessero dire con questi sassoni. Per fortuna che su Libero c'è anche l'intervista con Gerry Calà. Il Natale già fatto e poi è come me, non è bello, piace. Beh, con Gerry Calà si fanno 4 risate oggi sul quotidiano Libero. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E grazie per essere con noi il sottosegretario Alessandro Morelli. Ciao Alessandro. Buongiorno Sam, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E buon Natale, siamo alla vigilia di Natale, insomma, vedi, sto mostrando adesso, facciamolo ancora vedere anche questo bellissimo pensiero che hanno avuto a Bologna, il presepio fatto a Bologna, sassi colorati giganti proprio nella piazza più bella di Bologna che è Piazza Maggiore, un significato, Alessandro, che né io né te riusciamo a comprendere, perché sai la cultura di sinistra è troppo spaziale per noi siamo ignoranti, però questo sassone gigantesco, qualcuno diceva appunto che è una gigantesca cacca di piccione, ha sicuramente un significato, ma noi non ci arriviamo. Alessandro, piuttosto dimmi, a casa tua presepio, albero di Natale, cosa abbiamo preparato e cosa farai nelle prossime ore, sempre che ci riesci ad arrivare a casa? Sì, dai, si è fermato tutto per il momento, almeno con la manovra, dai. Sì, allora chiaramente a casa Morelli il presepe non può non mancare, proprio all'ingresso di casa c'è il presepe, c'è l'albero di Natale, ci sono già pronti i regali nascosti ancora per i bimbi. Chiaramente il Natale
per le nostre famiglie è un momento di gioia, di raccoglimento, di festa. Se ci sono dei bimbi, poi chiaramente il Natale diventa è sempre qualcosa di speciale. Come sempre, Sammy, noi dobbiamo fare gli auguri alla famiglia di Radio Libertà. Abbiamo passato tanti Natali, Capodanno negli studi della nostra radio, e quindi questo è un ulteriore momento di incontro di famiglia. Una famiglia che grazie alla Lega sta continuando a dare la sua voce e dando la possibilità alle persone di essere debitamente informate. Sì, ieri c'è stata l'approvazione della legge di bilancio, una legge di bilancio storica, perché dopo tanti annunci, tante promesse, tanti tentativi da parte dei governi precedenti di uscire da una situazione complicata dal punto di vista economico-finanziario, finalmente grazie a questa manovra l'Italia esce dal periodo di procedura di infrazione. Un dato assolutamente positivo che chiaramente è corroborato dai risultati che comunque si sono riusciti a ottenere in questa manovra. Devo sottolineare per il ceto medio un sostanziale aiuto fino a dei redditi che partono da 50-200 mila euro. Dobbiamo sottolineare come negli anni scorsi l'attenzione è stata data alle fasce più meno abbienti della nostra società. Con il taglio del cuneo fiscale abbiamo raggiunto oltre il 7%, cosa anche qua annunciata, promessa, tentata per tanti anni, ma fatta grazie a un ministro dell'economia della Lega. Quest'anno, dicevo, ci si è focalizzati sul ceto medio, che ha la necessità di essere sostenuto per evitare che vada verso il basso. Dall'altra parte, attenzione alle imprese, con liperammortamento per il settore investimenti. Devo sottolinearti che ai colleghi di sinistra forse bisogna spiegare che cos'è. La scorsa settimana ero in TV con la signora Fratoianni, cioè la moglie di Fratoianni stesso, che l'onorevole Piccolotti, ecco, non mi sfuggiva il cognome, che sostanzialmente mi diceva ma voi state aiutando il reddito degli imprenditori. In realtà forse non ha capito, e gliel'ho ben spiegato, spero, direttamente in TV, ma lo dico anche ai nostri radioascoltatori che se sentissero questa tesi saprebbero cosa rispondere. In realtà l'iperammortamento riguarda gli investimenti che le imprese fanno, quindi non il reddito diretto dell'impresa o degli imprenditori, ma l'auspicio è che attraverso l'iperammortamento, che è stato assolutamente benedetto da tutte le categorie imprenditoriali, commerciali e quanti altri, sostanzialmente prevede di dare un iperammortamento per gli investimenti legati alle acquisizioni di beni materiali e immateriali. Cioè, se l'azienda tessile ha bisogno di un nuovo macchinario, compra il nuovo macchinario e su questo ci sarà un iperammortamento. Perché è un bene per le aziende questo e in generale per la società? Perché intanto l'auspicio è che il macchinario comprato sia un macchinario venduto da altre aziende italiane e quindi maggiore fatturato per l'economia italiana. Chiaramente maggiore fatturato significa potenzialmente maggiore necessità di collaboratori, crescita delle aziende e dall'altra parte evidentemente in generale permettendo l'ammodernamento delle nostre aziende anche una migliore qualità dei prodotti per rimanere su mercati che, come sappiamo, sono sempre molto competitivi, soprattutto a livello internazionale. Sono tante le iniziative che la Lega ha preso. Per esempio, all'inizio della manovra c'è un'ipotesi di innalzamento dell'età pensionabile, anche se solo di qualche mese. La Lega è riuscita in Parlamento a modificare questa proposta e di tornare a quella che è la tesi della Lega sul fronte delle pensioni.
Insomma, sono tante gli spunti legati alla manovra economica. C'è il piano casa con 800 milioni di euro, si è ripartiti da 600 con l'approvazione della legge di bilancio fatta dal governo. Il lavoro parlamentare ha permesso di aumentare di 200 milioni, quindi arrivare appunto a 800 milioni il piano per gli investimenti legati al piano casa, tanto annunciato, promesso e voluto da Matteo Salvini. Insomma, dicevo, sono tanti gli spunti. Ieri ero in Senato a votare per la manovra economica, ma 2 giorni fa ero a Livigno, Sammy, perché devi sapere che il 27 di dicembre ci sarà la Coppa del Mondo di sci per la prima volta a Livigno. Si trasferisce da Bormio a Livigno, non fa tanta strada, ma per fortuna rimane da noi, perché a Bormio si stanno preparando le piste in vista delle Olimpiadi invernali, e quindi per quest'anno Livigno ospiterà questa gara, sempre in una fase preparatoria delle Olimpiadi invernali. Livigno e Bormio stanno cambiando il loro volto. Figurati che sulla la famosa piana di Livigno c'è un trampolino alto 60 metri realizzato proprio per la manifestazione olimpica. Ci sono cannoni che sparano neve, perché io non lo sapevo, ma si scoprono queste cose solo vivendole. Dovete sapere che per alcune delle gare legate allo sci, la Federazione Internazionale richiede uno spessore della neve addirittura di 10 metri. 10 metri perché questa neve deve essere, se necessario, deve essere spostata da una parte all'altra, e quindi ci deve essere, non è che si può sperare nella neve, nelle nevicate proprio durante il periodo olimpico. Quindi la neve deve essere pronta. 10 metri di neve di spessore perché appunto si possano tenere le gare. Contestualmente, peraltro, purtroppo a Livigno durante queste visite sono pure caduto, mi sono rotto 3 costole, ma ieri sono andato lo stesso in Senato a votare, perché è una cosa doverosa da parte nostra. Cioè ragazzi, ma insomma, questi sono stati quelli delle Utopiadi che te l'hanno tirata, ne sono sicuro. I nostri amici piccoli a Scatasuna che crescono, e adesso ho letto oggi sul quotidiano Libero si preparano a rompere le palle anche alle Olimpiadi di Milano Cortina. Propal, delirio senza fine. Adesso se la prendono con la fiaccola olimpica e lanciano le Utopiadi contro la speculazione e la privatizzazione. Alessandro, approfittiamo allora, prima di tutto chiaramente auguroni per le costole, per fortuna niente di grave, però è una roba che dà fastidio e fa male. Senti, ma cosa facciamo con questi centri sociali? Ne stiamo parlando in questi giorni, ne sta parlando anche la politica. Vanno tutti chiusi i centri sociali? Centro sociale è sinonimo di illegalità, punto di domanda. Ci sono centri sociali che operano positivamente, che non occupano, che non fanno un reato? Come ci dobbiamo comportare verso questi centri? Abbiamo visto a Scatasuna chiuso, Leoncavallo chiuso, ma attenzione, oggi c'è Sala che dice il Leoncavallo va salvato, lo dice oggi Sala. E come ci dobbiamo comportare verso questa gente che abbiamo visto, insomma, i centri sociali partoriscono delinquenti, o no? Ma la mia preoccupazione è che chiaramente, visto il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto in questi anni, che stiamo facendo in vista delle Olimpiadi invernali, è che per colpa o per responsabilità di veramente 4 debosciati che hanno evidentemente una matrice puramente politica. Oramai di Gaza non si parla più, non so se avete notato, gli unici che sono rimasti oramai a qualche mese fa o agli anni scorsi sono rimasti questi dei centri sociali, questi delinquenti che, dicevo, rischiano di farci fare una figura barbina a livello mondiale. Oramai già nel corso
della tragica guerra avvenuta in Medio Oriente, dobbiamo sottolineare come parte del mondo praticamente è stata completamente all'oscuro, se non disinteressata, rispetto a quanto è avvenuto in Medio Oriente. Mi riferisco alla Cina, ai paesi dell'Asia in generale, tendenzialmente anche ad altri paesi anche nel mondo occidentale. Ora, se per colpa di questi 4 debosciati, dicevo, che evidentemente hanno una matrice puramente politica e non legata ad altro, rischiamo di fare una brutta figura a livello internazionale. Dunque, come dicevamo, assolutamente abbiamo sempre detto, peraltro facendo politica ci mancherebbe, manifestare le proprie idee è non solo un diritto, ma a volte diventa anche un dovere quando le maggioranze diciamo si esprimono o attuano delle politiche che vengono ritenute sbagliate, ma dall'altra parte in questo caso c'è un valore che è un valore più alto. Le Olimpiadi dovrebbero essere rispettate anche da questi personaggi, da tutti. C'è la cosiddetta pace olimpica, figurati se noi possiamo pensare che per colpa di questi 4 delinquenti la manifestazione, che sarà la manifestazione più bella della storia dei giochi, perché è diffusa, quindi non è solo in un'unica città, ma è diffusa su tutta la regione Lombardia, Veneto, metà dell'arco alpino italiano, quindi purtroppo noi dobbiamo lavorare anche con il Ministero dell'Interno per assicurare che nel caso in cui, e molto probabilmente ci saranno, questi delinquenti vogliano fare delle manifestazioni, col rischio anche che siano manifestazioni violente, la reazione, la prevenzione siano assolutamente efficaci. Dunque non c'è solo un pericolo generale sul fronte della sicurezza, dobbiamo sempre sottolineare e ricordare che l'attenzione da parte del Ministro dell'Interno è massima. Sappiamo cosa stanno combinando in giro per il mondo gli estremisti islamici, gli islamici in generale. Figurati se adesso dobbiamo pure pensare a questi 4 figli di papà che, non avendo un cacchio da fare nella vita, pensano solo a rompere le balle al prossimo. Chiaro, anzi tornate a fare i propal e non pensate alle Olimpiadi, cari figli dei centri sociali. È una notizia importantissima, non posso non fartela. Un tempo forse ci avremmo riso sopra, e io ci ho riso sopra lo stesso, quello che ha pubblicato in prima pagina ieri il Fatto Quotidiano per primo: l'Italia chiamò, punto. Niente grido finale nell'inno di Mameli. Morelli, io sono sconvolto veramente da questa notizia. Come faremo? Cavolo. Sì, il Fatto Quotidiano decide addirittura di dedicare un titolo in prima pagina per questa cosa. Ce ne facciamo una ragione. Dobbiamo però sottolineare come ci siano invece delle notizie che vengono totalmente cancellate dai media nazionali. Aspetta che indovino Mago Varin, perché facciamo lo stesso mestiere. Sì, tu sei più addentro eccetera. Allora ti dico la verità: oggi sparita dai giornali la notizia del ragazzino che è stato derubato e anche, lasciami dire, violentato in Corso Buenos Aires a Milano da questi Maranza, tutti figli del barcone, tutti quanti, ma soprattutto è stato violentato dalla gente. Nessuno ha reagito. Siamo in Corso Buenos Aires, amore, quante volte ci siamo passati, a parte che passare lì con tutte le piste ciclabili che hanno messo, è un casino, meglio evitare. Però alle 8 di sera c'era la fine del mondo, nessuno ha fatto niente. Cosa sta succedendo a Milano? E soprattutto, ragazzi, veramente la violenza più grande che ha detto questo ragazzino è stato che lui chiedeva aiuto e nessuno gli diceva niente, si giravano dall'altra parte. Alessandro. Purtroppo la paura è veramente tantissima di fronte a questi
balordi che sono veramente difficili da controllare. Vedi, parlando anche con degli operatori di polizia, ci possono raccontare del fatto di quanto sia cambiata la criminalità, anche questa, la criminalità spiccia. Mentre una volta in qualunque maniera, sai, gli operatori di polizia sapevano come reagire a determinati comportamenti, a personaggi che chiaramente avevano intenzione di delinquere, ma di delinquere attraverso appunto dei fatti che sono di piccolo cabotaggio, che poi diventano invece dei fatti gravissimi nei confronti di persone alle quali viene rovinata letteralmente la vita. Pensa a questo ragazzo adesso che shock può avere subito e che come uscirà da questo shock. Detto questo, dunque, queste nuove generazioni di immigrati sono ancora più pericolose perché appunto non c'è nessuna regola, anche nell'assurdo comportamento dei delinquenti. Quindi gli stessi operatori di polizia hanno un'ulteriore difficoltà perché questi molto spesso sono armati, sono disposti a fare qualunque cosa per rubare veramente oggetti di scarsissimo valore. Ora è evidente che il percorso è un percorso complesso, la bacchetta magica non esiste, non si possono dare ulteriori poteri in questa situazione alla polizia. Bisogna fare un piano, bisogna attuare un piano che sia un piano di soluzione del problema di medio e lungo periodo. Primo tra tutti i decreti sicurezza hanno permesso e permetteranno agli agenti di avere ulteriori possibilità, ma soprattutto deve essere una reazione dal punto di vista culturale delle istituzioni. È chiaro che se gli agenti di pubblica sicurezza effettuano il loro lavoro e poi il primo giudice di turno scarcera il balordo e dall'altra parte non c'è una revisione delle norme con le quali, attraverso le quali questi immigrati riescono a rimanere in Italia, è evidente che la soluzione non si troverà mai. Dunque la Lega nei prossimi mesi presenterà una riforma della legge anche dei permessi di soggiorno, oltre alla battaglia che alla fine è stata vinta legata alla chiusura dei porti con la soluzione di Salvini, che ha comprovato che il ministro dell'Interno, chiunque esso sia, può chiudere i porti all'immigrazione clandestina, può chiudere i porti ai trafficanti di esseri umani. Dall'altra parte però, quindi stoppare gli ingressi, aumentare le espulsioni, e il piano Albania va in quella direzione. Anche in questo caso la magistratura ci ha messo lo zampino, ma fortunatamente a livello europeo la crescita di tanti partiti di centrodestra sta permettendo un cambio di passo anche sul fronte dell'Unione Europea. Infine, dicevo, quindi stoppare gli ingressi, aumentare gli espatri dei clandestini, ma dall'altra parte anche stringere le maglie rispetto a chi ha un permesso di soggiorno, ma evidentemente non ha alcuna intenzione di integrarsi con le regole, con le tradizioni, con la cultura di questo paese. E quindi una stretta sui permessi di soggiorno già esistenti è necessaria, perché Roberto Maroni introdusse il permesso di soggiorno a punti tanti anni fa. Evidentemente il mondo è cambiato da allora e quindi questo permesso di soggiorno deve essere revisionato considerando che l'approccio all'insegnamento o all'apprendimento della lingua italiana, il fatto che si superino dei corsi di formazione per appunto poter essere disponibili al mercato del lavoro italiano sono un requisito non premiale, ma un requisito base per poter accedere al permesso di soggiorno. E dunque ci devono essere delle reprimende rispetto a chi non rispetta le leggi, ma di qualunque tipo di legge, anche le sanzioni amministrative. Sappiamo che ci sono dei paesi dove
dopo 3 multe ti espellono. Ora non arriviamo e non vogliamo arrivare a quel punto, però possiamo sicuramente dirci che se una persona immigrata con permessi di soggiorno viene condannata a qualunque reato, su questa persona si devono aprire subito, immediatamente accendere i riflettori per verificare se questo effettivamente meriti di rimanere in Italia con tutto quello che ne concerne, sanità gratis, molto spesso casa gratis, scuola gratis, eccetera, eccetera, o altrimenti debba essere rispedito al suo paese perché evidentemente non ha alcuna intenzione di integrarsi. E chiaramente tra le righe c'è quel nuovo termine che dobbiamo imparare nel 2026 che si chiama remigrazione. Ultimo minuto per Alessandro Morelli, facendo naturalmente gli auguri di buon Natale, buone feste. E lo sai cosa troverà sotto l'albero la famiglia Del Bosco come regalo di Natale? Uno psichiatra. Qua c'è la follia. Gli psichiatri dovrebbero non andare dalla famiglia Del Bosco, che evidentemente è stata presa come un modello da non solo criticare, ma da distruggere. Il tentativo è quello di devastare la vita di questi bimbi, di rovinare chiaramente la vita ai loro genitori, che però sono adulti e chiaramente hanno degli strumenti maggiori per reagire ad una situazione che è una situazione che appare come irreale. Mandare gli psichiatri a casa di queste persone, di questi adulti, significa sostanzialmente decretare la loro incapacità di intendere e di volere, perché sappiamo quanto, lo sappiamo noi che facciamo questo lavoro, quanto i media possono essere crudeli da questo punto di vista, quanto le persone possono cadere nel tranello di una costruzione mediatica che va contro gli interessi di una famiglia. Quella famiglia dal nostro punto di vista assume dunque un valore ancora più alto, soprattutto nel periodo di Natale, dove è la famiglia la protagonista di queste feste, e quindi sia in senso religioso che in senso laico. Quindi chiaramente la Lega si è posizionata immediatamente dalla parte di questi genitori, di questi bambini che sono le vere vittime di queste decisioni. Tutto quanto sarà necessario fare per tutelare questa famiglia, noi lo faremo, e anzi so con sicurezza che nelle prossime settimane noi per primi saremo protagonisti di azioni a tutela di queste 2 persone e dei loro 3 figli. Non molliamo su questi valori con la V maiuscola, perché sono valori, sono scelte di vita, sono cose pulite. Da Libero è proprio in prima pagina, ma da parte di Sammy Varin è il momento di fermarci. Ringraziamo Alessandro Morelli chiaramente per il tempo che ci regala ogni settimana. So che ci sentiremo anche mercoledì prossimo, per cui Alessandro, veramente buon Natale, buone feste a te e alla tua bellissima famiglia. Buon Natale a tutti voi e alla famiglia di Radio Libertà. Avete ascoltato l'Italia da fare. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce.